il Veneto, per una serie di ragioni, è un territorio resiliente e non è resiliente per merito vostro o per demerito vostro. È resiliente grazie ai fondamentali sani che abbiamo, che sono le imprese, che sono i lavoratori, che sono gli operatori della cooperazione sociale, che sono gli amministratori locali. E io penso che di fronte a queste forze sane, aver messo in campo in questi anni una politica di bilancio limitata alle regole rigorose della finanza pubblica è stato un atteggiamento limitato. Perché quelle regole rigorose della finanza pubblica, che sono in parte quelle imposte dallo Stato e che sono in parte quelle che ci sono state imposte dall'Europa nella fase dell'austerity, oggi devono essere messe in discussione e sono messe in discussione. Perché quell'impostazione lì, che avete usato e usate voi nella gestione dei conti pubblici della nostra regione, è un'impostazione che ha sempre inteso e concepito le istituzioni pubbliche come aziende private che devono avere prioritariamente i bilanci in ordine. Ma la Regione del Veneto non è una società quotata in borsa e l'efficienza non è l'unico parametro di valutazione. E l'utile, l'avanzo di amministrazione, non è l'unico elemento attorno a cui costruire un punto di vista politico, soprattutto in un momento in cui, in una fase storica in cui, non essendoci nulla di ordinario, anche una gestione amministrativa ordinaria non è sufficiente, lo ripeto, Assessore. E questo non significa buttare a mare i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni di politiche di finanza pubblica rigorose. Significa provare a sperimentare modelli nuovi e ce l'ha dimostrato l'Unione Europea che si può cambiare con il grande piano Next Generation EU. Ce l'ha dimostrato in parte anche lo Stato italiano, facendo 175 miliardi di debito in un anno, perché sia l'Europa sia lo Stato hanno capito che la politica fiscale orientata sola alla correttezza dei conti pubblici in una fase così straordinaria non è sufficiente. Allora io le ho chiesto, Assessore, in un anno così drammatico, con l'Europa e lo Stato italiano che hanno buttato dentro risorse poderose per affrontare l'emergenza, io le ho chiesto come si tiene questo sforzo che i cittadini italiani ed europei hanno fatto, con il fatto che questa regione si permette il lusso di tenere 2/3 delle risorse statali in cassa e non utilizzarle per i cittadini. Come si tiene rispetto ad una regione che non programma un'infrastrutturazione viabilistica seria, ma non quella che collega Treviso a Vicenza, quella che consente alle nostre imprese sane di esportare col Nord Europa. Le chiedo come si tiene con il fatto che da oggi in poi i cittadini veneti avranno bisogno di un'infrastruttura sociale fatta di scuole, di asili, di servizi che sono emergenti e sono emersi durante la pandemia e si aggraveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Come si tiene rispetto al fatto che l'approccio aziendalistico del pubblico che voi avete reso concreto con l'idea di azienda zero e quindi investendo di questo approccio anche il settore più delicato, cioè quello sociosanitario, è un approccio che andava molto di moda negli anni 90 in Europa e che si è, come dire, scontrato, uscendone rovinosamente, contro il virus. E come si tengono con questo quadro le aspettative di cui anche lei ci ha parlato rispetto alla sfida del PNRR, se a parte la discussione che abbiamo innescato noi dentro questo Consiglio ancora a marzo, rispetto a una delibera di giunta vecchia e di data e di contenuti, e mai più avete inteso venire in Consiglio a discutere con noi di cosa sarà e a cosa servirà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in questo Veneto, perché non basta dire speriamo che il governo ci consenta di spendere quei soldi. È arrivato il momento in cui ci dovete dire come li volete spendere. Ecco, Assessore, e chiudo per spiegare le ragioni del voto contrario del gruppo del Partito Democratico.
Io credo che tutto questo non si tenga più. Può aver funzionato nel passato, lo diceva bene il capogruppo Possamai, ha funzionato proprio per le forze che questa regione ha, a prescindere, malgrado chi l'amministra. Oggi questa cosa non si tiene più e io credo che voi che avete la responsabilità del governo e noi che abbiamo la responsabilità di controllo e di vigilanza, questa acquisizione dobbiamo assumerla e che da oggi serva un cambio di passo nelle politiche, nella programmazione e nella valutazione dell'impatto che le politiche e le scelte che noi abbiamo hanno sul nostro territorio. Ci è andata bene fino adesso, Assessore. Condividiamo la preoccupazione per il futuro e cerchiamo di costruire le condizioni per cui anche da questa pandemia il Veneto possa ancora una volta uscire come la regione più forte.